Presidente, la breve cerimonia di oggi si è svolta sotto questa pioggerellina fastidiosa, eppure non è difficile immaginare come sarà piacevole pedalare per questa costa, soprattutto quando il progetto sarà ultimato. Sì, devo dire che questo primo lotto però ci dà già un'idea molto precisa del lavoro che è stato fatto. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale di aver individuato quest'area e questa iniziativa come una delle più importanti da completare anche dentro l'unione territoriale, perché come diceva appunto il sindaco non è soltanto del comune di Muggia, ma ha proprio l'ambizione di collegare tutte le aree vaste dell'unione territoriale, e quindi qui avete un primo assaggio. Poi dobbiamo ovviamente completare il percorso, però aver recuperato quest'area sul mare e poi la pista ciclabile, il prodotto bicicletta è uno di quei prodotti di turismo slow su cui stiamo puntando di più. Credo davvero che sarà la felicità dei nostri cittadini e dei turisti tanti che speriamo vengano a visitarci. Sindaco, qual è l'idea di fondo di questo progetto, ovvero quali sono le prospettive? Allora, le prospettive sono, come diceva la Presidente, appunto quelle di collegare Muggia Centro con tutta la costa fino al confine con la Slovenia, per poi collegarci anche con quelle che sono le piste ciclabili già esistenti dall'altro lato del confine, fortunatamente non più fisico, e dare appunto l'opportunità di far diventare questo territorio un territorio con delle prospettive turistiche interessanti, che non si limitino ad essere prospettive turistiche estive, ma si rivolgano a un turismo lento che possa godere di questo nostro territorio durante tutto l'anno.